È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Termoidraulici e installatori si sono nuovamente riuniti a Vicenza per approfondire le conoscenze sul nuovo libretto d'impianto e sul catasto telematico CIRCE, istituito dalla Regione Veneto. Novità che interessano anche tutti i cittadini, da quelli serviti da una centrale termica condominiale a quelli che dispongono di una caldaietta, di una stufa come di un condizionatore. Insomma, impianti atti al riscaldamento e al raffrescamento. Sicurezza innanzitutto. Che vi sia l'esigenza di gestire con attenzione impianti presenti oggi nella quasi totalità degli edifici, sottoponendoli a verifiche e manutenzioni, è purtroppo dimostrato dalle cronache. Solo nel mese di gennaio si sono contate in Italia 5 morti da monossido di carbonio. Per questo, da anni, i possessori e conduttori di impianti sono tenuti all'osservanza di norme orientate alla prevenzione. Queste dispongono appunto verifiche tecniche periodiche che, una volta effettuate, devono essere riportate in un apposito registro, ovvero il libretto d'impianto. I responsabili degli impianti, che possono essere i proprietari dell'immobile, gli occupanti oppure un terzo responsabile da loro nominato, hanno gli obblighi di tenuta del registro e di manutenzione dell'impianto, con delle sanzioni a loro carico nel caso in cui non vengano condotte queste manutenzioni. Con quale periodicità? La periodicità è indicata dall'installatore o dal manutentore dell'impianto in relazione alle tipologie delle componenti dello stesso. Tipicamente viene fatta una manutenzione ogni anno dei generatori e con frequenze diverse, indicandole in forma scritta sempre nel libretto, in modo da poter avere una gestione chiara e semplice. Gli impiantisti hanno affollato il centro congressi di Confartigianato Vicenza, dove sono state fornite indicazioni sul nuovo catasto telematico degli impianti istituito dalla Regione e in particolare sulle modalità di trasferimento dei dati a cura degli stessi impiantisti. Come già avvenuto in occasione della predisposizione dei nuovi libretti, ci ha detto Maurizio Pellegrin, presidente regionale della categoria, Confartigianato ha collaborato con la Regione per definire nei limiti possibili procedure informatiche semplici. Secondo le indicazioni ministeriali, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, deve essere compilato il libretto d'impianto sia nella versione cartacea che nella versione online. La Regione Veneto è una delle prime, insieme alla Lombardia ad esempio, ad aver istituito un catasto elettronico, completamente elettronico, in cui inserire tutti i dati dell'impianto, sia dei generatori che di tutte le componenti come gli accumulatori, i sistemi di distribuzione e i corpi scaldanti. La finalità di questo catasto serve per creare una banca dati di tutti gli impianti termici esistenti nelle nostre abitazioni, fabbriche, industrie e settore pubblico. Ecco, parliamo specificatamente di quali impianti? Impianti termici, quindi impianti funzionanti a gas come caldaie, impianti funzionanti ad energia elettrica come climatizzatori, pompe di calore, gruppi frigoriferi, impianti funzionanti a biomassa come stufe a pellet, caldaie a pellet, stufe a legna, caldaie a legna. Per gli utenti una raccomandazione: rivolgetevi a tecnici regolarmente qualificati per avere un intervento corretto sia dal punto di vista tecnico che burocratico.